Due ville, furto di liquori e di altri generi alimentari portati via dal supermercato. I carabinieri di Thiene, con un'indagine lampo, individuano un magazziniere che, secondo la ricostruzione degli investigatori, senza dare troppo nell'occhio, un po' alla volta, sarebbe riuscito a portare via oltre 25 casse di un noto aperitivo, bevande varie, affettati confezionati e borse termiche. In tutto l'uomo, in 3 mesi, avrebbe sottratto dagli scaffali prodotti per un valore di 3.500 euro. Il magazziniere, un 41enne di Vicenza, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato smascherato dalle guardie della sicurezza interna che lo hanno colto in flagranza mentre trafugava una scatola intera da 6 bottiglie e altri generi alimentari. Così è stato denunciato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite dai carabinieri avrebbero ripreso l'indagato mentre trafugava altra merce. A quel punto i militari hanno fatto scattare la denuncia per furto continuato e aggravato.